Eder. Mech. Pallister. Caso Liliana Resinovic, nuova perquisizione a casa di Sebastiano Visintin. La procura vuole chiarire cosa fece nelle 3 ore di buco il giorno della scomparsa. Martedì mattina alle 7:30 in punto, gli uomini della squadra mobile di Trieste, affiancati dalla scientifica e dai consulenti tecnici della procura, hanno bussato alla porta di via Verrocchio, dove risiede Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovic, e oggi formalmente indagato per l'omicidio della donna. Obiettivo: chiarire cosa accadde davvero nelle famose 3 ore d'ombra della mattina del 14 dicembre 2021, giorno in cui Liliana scomparve nel nulla. Il blitz, coordinato dalla PM Ilaria Iozzi, si è protratto per circa 4 ore. Con lei 2 consulenti tecnici di fiducia, gli ingegneri Roby Scamata e Oscar Pesaventi. Con loro attrezzature, rilevatori, tamponi e decreti alla mano per passare al setaccio ogni dettaglio della stanza laboratorio che Visintin ha allestito nella sua abitazione, dove attualmente svolge le stesse attività che un tempo tenevano banco nel vecchio laboratorio di via Donadoni, l'affilatura di coltelli e forbici. E proprio qui si concentra il nuovo fronte investigativo. Quella mattina del 14 dicembre, secondo la ricostruzione fornita sin da subito da Visintin, lui si trovava nel laboratorio di via Donadoni. Prima era stato ripreso dalle telecamere mentre faceva il giro delle pescherie. Dopo sarebbe salito in bicicletta per una pedalata documentata dalla GoPro. Ma in mezzo restano 3 ore misteriose, dalle 9:15 alle 12:15. Proprio quelle passate nel laboratorio, dove, come noto, non c'è copertura di rete. Perciò nessuna cella telefonica lo colloca in quel luogo con certezza assoluta. Solo lui lo afferma. Ma c'è un altro dettaglio: i consumi di energia elettrica registrati da Cegasaps Amga proprio in quelle 3 ore. La procura all'epoca acquisì i dati e li sottopose al vaglio dell'ingegnere Alberto Rogari. Il consumo era effettivamente compatibile con l'utilizzo di macchinari per l'affilatura. Tuttavia oggi ci si chiede: quel consumo è dovuto a un uso reale delle macchine? Oppure sarebbe bastato accenderle per far segnare quei valori? Per rispondere, martedì mattina gli investigatori hanno messo in funzione le attrezzature: affilatrice, refilatrice, aspiratore delle polveri e lucidatrice, prima usandole concretamente, poi lasciandole semplicemente accese. Tutto monitorato attraverso rilevatori appositi, per produrre dati comparabili a quelli del 14 dicembre 2021. Le macchine poste sotto sequestro per l'operazione sono poi state subito dissequestrate. Non è stato necessario spostarle dalla stanza. Visintin, assistito dal suo legale Alice Bevilacqua, che lo difende insieme al collega Paolo Bevilacqua, ha fornito piena collaborazione, illustrando il funzionamento di ogni strumento. Ma la perquisizione non si è fermata ai soli consumi energetici. L'altro obiettivo era il prelievo di campioni di polveri, in particolare quelle di zirconio, un materiale che si libera in forma fine durante l'uso di nastri abrasivi per l'affilatura delle lame. In laboratorio sono stati effettuati tamponi e prelievi su macchinari e superfici, per poi confrontare quei campioni con le tracce di zirconio trovate sugli indumenti e le scarpe di Liliana al momento del ritrovamento del corpo. Sulla punta della scarpa sinistra della donna, ad esempio, il team forense guidato da Cristina Cattaneo aveva rilevato la presenza di zirconio, ma anche di solfato di calcio, carbonato di calcio, ferro, cromo, nichel e silicio. Tutti elementi che, per gli investigatori, potrebbero costituire un potenziale legame tra la scena del crimine e l'ambiente domestico o lavorativo di Visintin. Certo, va ricordato che i due convivevano e che quelle sostanze potevano essere facilmente veicolate nell'ambiente domestico, semplicemente tramite abiti, scarpe o borse usati da Visintin stesso. Ma la procura sembra voler mettere in fila una serie di microelementi per costruire un impianto indiziario più robusto. Altri confronti saranno ora al centro degli accertamenti affidati in incidente probatorio al collegio peritale, composto da Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi. Saranno esaminati i sacchi che avvolgevano il cadavere di Liliana, i suoi indumenti e le sue calzature, nella speranza di isolare tracce coerenti con i campioni raccolti. Infine c'è anche un piccolo scontro procedurale. Sebastiano Visintin, durante la perquisizione, ha chiesto che i tamponi venissero effettuati non solo nel laboratorio, ma anche nel resto dell'abitazione. Una richiesta respinta perché non prevista dal decreto di perquisizione. Il motivo, però, è comprensibile.
Visintin avrebbe voluto dimostrare che le polveri di zirconio e gli altri elementi rilevati non sono circoscritti al laboratorio, ma si possono trovare ovunque nella casa a causa del normale transito di oggetti e persone contaminati. Una tesi che, nella sua ottica, tenderebbe a sgonfiare il peso indiziario di un eventuale confronto tra polveri e reperti. La procura, tuttavia, sembra avere un'altra visione. Il quadro indiziario non si basa su un singolo granello di zirconio, ma sull'interconnessione tra tempi, consumi, luoghi e materiali. Una ricostruzione complessa, ancora tutta in divenire, che parte da 3 ore di silenzio assoluto nel cuore del caso Resinovic. 3 ore che potrebbero contenere la verità. Oppure solo l'eco di una routine di lavoro diventata oggi elemento di sospetto. Nel corso delle indagini sulla morte di Liliana Resinovic emergono ulteriori sviluppi che si aggiungono alla recente perquisizione nella casa di Sebastiano Visintin. Alcuni di questi riguardano operazioni precedenti, altri puntano ai prossimi mesi, delineando una strategia investigativa che si sta facendo sempre più articolata e mirata. Lo scorso 9 aprile, già prima del sopralluogo più recente, erano stati sequestrati numerosi oggetti dall'abitazione di Via Verrocchio. Oltre 700 strumenti tra coltelli, cesoie e attrezzi da taglio, insieme a guanti in pile e un maglione giallo. Quest'ultimo aveva attirato in particolare l'attenzione degli inquirenti per la possibile corrispondenza tra le sue fibre e quelle rinvenute sui sacchi di plastica che avvolgevano il corpo della vittima. Il sequestro dunque non si è limitato ai macchinari per l'affilatura, ma ha incluso una serie di materiali potenzialmente significativi per la ricostruzione della scena del crimine. Nel frattempo, la difesa di Visintin ha intrapreso una nuova iniziativa. Un ricorso in Cassazione per ottenere l'autorizzazione a una terza autopsia sul corpo di Liliana. I legali contestano le conclusioni discordanti tra i primi 2 esami medico-legali, uno che parlava di suicidio o morte naturale, l'altro quello condotto dal team della professoressa Cristina Cattaneo, che ipotizza una morte per soffocamento. Il tribunale aveva rigettato l'istanza per un ulteriore accertamento, ma la Cassazione ha accolto il ricorso, fissando un'udienza che potrebbe riaprire ufficialmente il fronte medico-legale con nuove analisi. Altro passaggio cruciale si è avuto il 23 giugno, quando Claudio Sterpin, storico amico intimo della vittima, è stato ascoltato in incidente probatorio. Durante la sua deposizione, Sterpin ha ribadito che la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana, aveva un appuntamento con lei. Ha inoltre dichiarato di ritenere che Visintin fosse a conoscenza dell'incontro e ha espresso apertamente il sospetto che possa essere coinvolto nella morte della donna. Le sue parole, benché interpretate con cautela, si inseriscono in un quadro indiziario che la procura continua a considerare incompleto, ma in evoluzione. Sul piano tecnico, il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato una nuova serie di esami e accertamenti su una vasta gamma di reperti già sequestrati nei mesi scorsi, tra cui gli indumenti di Liliana, le scarpe, i sacchi, gli strumenti di affilatura e altri oggetti rinvenuti nell'abitazione. Gli esami genetici, merceologici, dattiloscopici inizieranno l'8 settembre e potranno protrarsi per un massimo di 4 mesi. Infine è già stata fissata al 30 marzo 2026 una nuova udienza nell'ambito dell'incidente probatorio. Sarà un momento decisivo per fare il punto sugli esiti di tutti gli accertamenti tecnici ordinati e per valutare se il quadro indiziario a carico di Sebastiano Visintin potrà considerarsi rafforzato o se, al contrario, resteranno ancora troppe zone d'ombra. In ogni caso, l'inchiesta continua ad accumulare elementi, tra perizie, testimonianze e rilievi tecnici, con l'obiettivo dichiarato di sciogliere, finalmente, i nodi che ancora avvolgono la mattina della scomparsa di Liliana. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.